Vicenzi, io ti devo parlare un momentino. A me. Sì. E non lo so se il signore può sentire. Parlate pure. Il signore è come se fosse la mia stessa uguale persona. Anzi, se permettete, professore, il cavaliere De Simone. Cavaliere, il professore Edoardo Parascandro, oi! Piacere tanto, eh? Sì, piacere tanto. Vicenzi, parecchie volte sono venuto e non mi hai pagato. Se non mi paga a fine mese, io sono costretto a sfrattarti. Ma io non capisco, la cammino. Chissà in un momento no, amassata fatica. E se mi sa fare un vagabondo, o senza fare niente, il mio salario. Cavaliere, non offendete, non offendiamo per cortesia. Io volessi sapere qual è la ragione che tu a un momento hai passata la fatica. Cavaliere, ma che volete sapere voi? Ma volete capire? Che ci faccio pensare? Ad avrei? Chissà in un momento dato passa fatica e si mette a fare l'artemi classe. Ma ne viene a pagare spazi. Cavaliere, ma quale artemi classe, come dite voi qua? Cavaliere, chiariamo questo. Io non tengo tempo aperto. Io non faccio perdere tempo a faticare. Io lascio pensare. Io posso stare seduto, sceso per terra, a guardare gli alberi, la natura. E cose belle la vita. Guardate a Sordo, per esempio. Ci sei un qualsiasi Socrate. Voi non dite capi, voi a me, se non sapete neanche chi è Socrate, Diogeno, Plutonio, che gente, che teste, non facevano niente dalla mattina alla sera, ma quel niente, cavaliere mio, era perfetto. Voi lo sapete Diogene che faceva? Diogene camminava con una lanterna in mano, a bruciare la mano, e annanzi a rete, annanzi a pazzo, e non si fermava. E cercava l'uomo, a noi, no la femmina, se ne portava, cercava l'uomo, ma non vorremmo in tuo vico, sapete come faceva? Voglio, poi sta passando di oggi! Una volta, era la domenica mattina, e beh, facette di oggi, ma che trimma fa, che non c'è sta niente da fare, una cosa. Perché a me creatura portamolo al bosco, questi creatura, non ci capisco, perché è sul tempo al bosco. Allora correvo, cavaliere mio, ma correvo forte. Bella buona spaziaia, corre, puta, mi faccio andare là. C'è da questa parte qua, cavaliere mio, posso passare l'imperatore Alessandro. Di oggi non l'anterra così prima. Su tu a quattro passato tu vuoi un po' di terra, a così, una ciamise. L'imperatore Alessandro subito come lo vede disse, Diogene, Diogene, cosa posso fare per te? Sapete che ha risposto Diogene? Davanti, se non pazzo figlioso! Sicuramente. Allora questa settimana roba, che è venuto qua? Settimana roba, che una parte là, retto un bambino, ma non un bambino normale, un bambino che beveva con un capriccio romano. Un capriccio romano. Quello c'aveva un bicchiere, preso il bicchiere e lo scassato. E chi c'è secco questo? È tutto sta sopranata come sta puttana di voi! Cavaliere presi il bicchiere e lo scassò, come per dire che non ce ne portava, si poteva vicino alla fontanina, si poteva vicino un bicchiere. Insomma, basta che beveva, se di noce, cavaliere! Perché la sua ricchezza si raccoprì nella sua menta. E chi c'entra questo? Che un bicchiere che avevamo dopo di oggi, con il fatto che tu a fine mese non mi dai sta benedetta amsata a me! Cavaliere è inutile, noi non ci possiamo comprendere. Guarda, hai capito? Ma va che subito dato l'ufficiale giudiziario e ti faccio feccare con sfratto. Che faccio? Andiamo a dormire una botte, e zia Carmela con Mattiocci. Ma che stai dicendo? Indabbo! Ci vai due tirichi, indabbo! Si è capo, È permesso? Oh, qui. Ci vediamo domani per la misura, non è giornata Vincenzi, hai visto che è venuto, eh? È venuto, guarda qua, guarda, sei contento? Brava Vincenzi! Dove sono? Era papà? Papà, vostro padre, non vi preoccupate con la testa piena, non vi preoccupate. Vincenzi, tanti onori di casa. Io mi assento un attimo, ma raccomando, comportati bene, ma capire di cane bene. Vedi la pietà. Accomodate. Andiamo, Rocco. Andiamo, su,
domandavo se avete pianciuto. E perché dovevo piangere? E me l'ha detto il professore, me l'ha detto. E a sto professore chi ce l'ha detto? Me l'ha detto Don Ferdinando. Ha detto quella Catarina piange. Catarina diventa ietteca. E perché avesse diventata elettrica? Non sia mai Dio. E chi lo Don Ferdinando ha così ha detto quella Catarina si scippa. La mattina si scippa in faccia. Catarina diventa ietteca. Ma che bochist? Ma perché avesse diventata elettrica? E poi dire l'astro, no? Ma quale astro? Ah, Catarina! Catarina mi sorprende! Qui fu Napoli, Catarina mia! Wow, guarda! Don Vincenzi, io non vi capisco. Catarina! Don Vincenzi, Catarina! Don Vincenzi. Mi vuoi bene? E si capisce, ci dobbiamo sposare. Catarina che si voleva sentire, E poi ho bene ben appreso. Si capisce che uno marito la da vuole bene. A poco, troppo sposato. E poi, tanto così papà, che si ci sposammo. Voi mi portate tutte le sere al teatro, o cinematografo. Iamo sempre in campagna con l'automobile e mi ha accattato tanto vestito. Bello, bello, bello. Ah, e sai, papà, sì? Sì, anzi, io mi volevo accattare pure un bello paio di scarpe. E papà ha detto, Catari, ma che tocca a fa? Se tu mi hai dato amore con Vicenzina, chi le t'accatto tutto quello che avevo? Perché tenere la assai. Ma è vero che devi tenere la assai? Catarina mi sorprende! Il denaro è una schifezza, Catarina mia! Ma tu lo sai a Diogene che faceva? E te lo racconto io. Diogene abitava in una botte, non ce ne buttava niente del denaro. Diceva che la sua ricchezza si qui e la sua mente ce ne portano del denaro, capito? Ma quando mai? Che le sono cose che si dicono? Don Vincenzi, senza denaro non si rendono messo. Io avevo sposa solo perché sacci che devi tenere assai. Ma se non è tenissimo, ma già passato io sta disgrazia. Chi vi dice che sia una disgrazia? Chi vi dice che sia una disgrazia? Disse l'uomo. Aveva sapito pure lui la carambola cinese. E ve la racconto io. Allora in Cina, anzi in Giappone, c'era un cinese, uno solo, un nonno cinese. E c'era un cavallo, un nonno cavallo, pure. Un giorno, come non è, questo cavallo piglia badabum, 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 se ne scappò il cavallo, ma forte se ne scappò. Allora subito vennero gli amici, cercavano, sempre a Tredavo, e la fermavano, ha detto che è stata una disgrazia. Chi vi dice che sia una disgrazia? Disse lui. E teneva ragione, perché dopo una settimana, Catarina mia, il cavallo tornò a venire, ma non da solo. In una settimana aveva fatto 4 figli, 4 e tutte e 4 che cosa ci spezzava? I spezzatini chiamati. Catarina mia, una settimana appresso che succedette acqua e biente, o vada di là con suo cavallo via, sul fietto da voi. Il rivolge a mettere staccionato, tre soffiava sempre su cavallo, no? Ma una cosa ammaffarniana, ma tu lo sai di oggi che faceva? Di oggi che andava con una lanterna in mano, tutta la santa mano, annanzi, annanzi, per un mazzo, sta uscendo, non c'è una pidona, e cercava l'uomo, senza un cavallo, chi sta mezzo cavallare? No, non devo fare. Una volta che la porta là, metto un bambino che beveva con un capricciolo, ma ci pensava di rinforzo, stu creatura. Avete capito? Lui c'era un bicchiere, prese il bicchiere e lo scassò e ha cominciato a bere lui senza il bicchiere. Don Vincenzi, io non mi capisco. Catarina! Devi andare entusiasmatica quando di queste cose. Ricordati che tu ti stai sposando a uno e non fa niente dalla mattina alla sera. Ma quel niente, Catarina mia, lo sa fare troppo bene. Ricordati che di me parleranno i posteriori, Che sta? Papà, ti sono venuta a presi, ci stiva. Ah, buongiorno Vicenzino. Buongiorno. Vicenzino, lo sta dando un bambino? Ecco si ti fa. Non da perdere Dio. Ma la bella notizia. Niente meno mi ha fatto fare un zucco a poco, mi faccio un zucco alla sopra.
mettere paura, i pazzi, come si dice? Meglio un amico che un nemico. Ci sto. Ah, questo non ci sta. E ti dà picchiare toscano. Ho picchiato toscano. Uè, professore carissimo. Questo ma avete visto? I due si sono incontrati. Come no, professore? È contento, è contento. Vabbè, amici sì, sì, allora io vado. Ci vediamo stasera. Ti aspetto a casa, mia moglie ti vuole conoscere, Vicenzino. Uè, Didi, saluta Vicenzino. Arrivederci, Don Vicenzino. Arrivederci Catarina. Vabbè, questo, mi raccomando, questo figlio per voi, mia moglie vi vuole conoscere. D'accordo. Con il vostro permesso. Ciao Vicenzino. Didi. Andiamo. Andiamo da lei. Questo è ci ritroviamo. Ehi, Buonasera, mamma. Buonasera, Don Vicenzino, prego, accomodatevi. Buonasera, Don Ferdinando. buonasera Vincenzino. Magari si è combinata la lampadina In questo giorno di lieta concorrenza io ti dono questi pochi fiori, ma sentite. Dite. In questo giorno di lieta concorrenza io ti dono questi pochi fiori, ma sentite. Dite. In questo giorno di lieta concorrenza io ti dono questi pochi fiori, ma io ti dono questi pochi fiori. Grazie, Vicenzino. Vicenzino, e grazie anche per tutti quei fiori che avete mandato tutte le mattine. No, non lo dovete dire proprio. Io mi offendo. No. Hai la mano si fiori. Voi. Sì. Ah, è stato il ciumaio. Sì. Dice, non dice sì. Permettete che tutte le mattine faccia il mazzo alla vostra fidanzata. Poi alla fine dice... Luisa! Ma che può? Oh! Prendi il cappotto! E il uomo cappotto. Aspetta. E il uomo cappotto. Aspetta. E il uomo cappotto. Aspetta. Non mi tirate! Ma che fornite il racconto? Luisa, prendi il cappotto! No, è nuovo. Guardate, Don Vicenzino, come siete elegante! Vi piace? Come? Vi piace questo qua? Bellissimo. Questo qua l'ho preso a noleggio. Ah. Sì. Sono andato dal sarto e ho detto, mi dovete fare un grande vestito. Era una grande festa. Era una grande serata di fidanzamento. E chi light, Don Vicenzino, mettetevi questo e farete una grande figura di merda. Oh, Don Vicenzino!